La bocciatura della mozione che contestava la nomina e soprattutto lo stipendio di Bettina arriva al termine di un consiglio comunale infuocato. Il capogruppo della lista Bitonci, sindaco Matteo Cavatton, interroga il primo cittadino citando una nostra intervista nella quale Giordani affermava di non sapere che i capigruppo della sua maggioranza avevano deciso di trattare il caso in seduta segreta. Ho ragione, non sapevo, non sono tenuto a sapere tutto, non sono capace. E lei, come si dice in Veneto, ha fatto peso tacon deluso nella sua risposta. Giordani cede la parola al direttore generale Lorenzo Traina, considerato tra l'altro un fedelissimo di Bitonci, che spiega norme alla mano la legittimità della nomina. La reazione delle minoranze è durissima. Lei in quest'Aula, me lo consenta, ha peccato di codardia dando la parola e passando la palla avvelenata al dottor Traina. Dottor Traina. E la volta ancora di Giordani. Trovo abbastanza normale nel suo ruolo, cioè un ruolo di fiducia estrema che io ho nei suoi confronti, un compenso netto di 3.000 euro al mese. Ma le opposizioni contestano la nomina su tutta la linea. Un assessore che ha una responsabilità molto più elevata rispetto a portavoce guadagna molto meno. Non possono nascondere che questa attribuzione di incarico avrebbe dovuto basarsi su tutti quei principi, quei valori di trasparenza che sono stati quotidianamente evidenziati durante la vostra campagna elettorale. Dai banchi della maggioranza si leva qualche voce che ricorda come nella precedente legislatura la Lega avesse assunto tutti i suoi trombati. Io non so quanti curriculum sono arrivati insieme a quello di Comacchio e insieme a quello di Recatini. Alla fine a tirare le somme l'ex sindaco Massimo Bitonci. Faremo la segnalazione alla Corte dei Conti e mi sa, anche se lei è notoriamente un benestante, che ci sarà qualcosa da corrispondere al Comune di Padova.